Lo posso ancora raccontare in questa trasmissione che si chiama Diversamente Veneto. Brillano gli occhi a Jesus Gomez sul volto, si legge la gioia di poter continuare a raccontare il suo viaggio tra i 574 comuni veneti. Dopo averlo fatto sui social, l'imprenditrice brasiliana d'origine, veneta d'adozione, è pronta a far conoscere ad un pubblico ancora più vasto la sua esperienza che l'ha portata a percorrere più di 3.200 chilometri a piedi. Jesus Gomez lo farà su Antenna 3 nella trasmissione Diversamente Veneto, che andrà in onda da domani ogni martedì a partire dalle 21:15. Scopro quelle cose che di più mi sono rimaste nel cuore mentre camminavo. Andavo a fare dei contributi apposta, a scoprire un Veneto diverso, un Veneto che è quello che ho visto con i miei occhi mentre camminavo. In studio insieme a lei in ogni puntata un ospite che racconterà il territorio veneto. Da un contributo un po' più storico, un po' più veneto, perché io mi sento diversamente veneta e porto in studio un Veneto vero, alla quale mi aiuta a raccontare il Veneto. Nel corso della trasmissione non si parlerà tanto delle tappe che Jesus ha percorso quanto delle emozioni provate. Il Veneto è bello nel suo intero, quello che fa la differenza sono le persone. A ogni posto c'è stata una persona che mi è rimasta nel cuore. La prima puntata, in onda domani sera, sarà dedicata al fiume sacro alla patria, il Piave. Lo raccontiamo su una chiave proprio generazionale, sulla nuova generazione, su quello che è stato la storia del Piave. Se dovessi descrivere il Piave in pochissime parole. Magico.